piano della ripartenza per il Veneto è pronto, presto sarà condiviso con le parti sociali e il governo, e l'annuncio di Zaia. Intanto effetto tamponi, impennata di casi positivi, più 100 nella Marca. L'appello delle persone immunodepresse che nonostante siano ad alto rischio devono andare a lavorare perché non è chiaro chi debba fare loro il certificato per usufruire di quanto previsto dal Cura Italia. Treviso buona la prima per il Consiglio Comunale online di oggi pomeriggio, in apertura un minuto di silenzio per le vittime del virus e la proposta di sostenere i consiglieri in difficoltà. Ancora cordoglio per la scomparsa di Arturo Filippini, la figlia Martina ci ha insegnato il valore del sacrificio. Solo qualche mese fa lo storico restauratore era ospite di Ore 13. Giovane in stato confusionale, corre nuda in centro a Montebelluna, filmata e fotografata da alcuni cittadini. L'ira del sindaco, invece di aiutarla, hanno postato le immagini sui social. C'è stato tanto clamore per la mia scelta, ma l'ho fatto con il cuore. Le parole di Giuseppe Bellella, altiero trevigiano che ha donato la sua pensione alla regione. E sono già tantissimi i video arrivati per la nostra nuova rubrica che racconta questo periodo particolare con lo sguardo dei più piccoli. Stasera i primi protagonisti. Buonasera, ben ritrovati. Questa edizione trevigiana dei nostri notiziari. In apertura come sempre vi diamo i numeri della giornata, il bollettino diffuso dall'azienda Zero ci dà la possibilità di capire qual è l'andamento dei contagi nel nostro territorio. Allora andiamo insieme a vedere con l'ausilio della tabella che abbiamo preparato che cosa ci dicono oggi i numeri. Il nuovo bollettino diffuso racconta di casi in aumento con 260 unità in più, attualmente sono 10.879 i positivi al Covid-19, 14.884 i positivi dall'inizio dell'emergenza. Ci sono 16.958 persone in isolamento domiciliare. Sono stati 17 decessi oggi in tutto il Veneto registrati, uno di questi è trevigiano ed è mancato all'ospedale di Montebelluna, aveva 80 anni ed aveva altre patologie pregresse. Avete visto dunque, i numeri sono in aumento, ma insomma c'è anche da segnalare il fatto che sono stati fatti più tamponi, dunque un aumento di fatto proporzionale all'aumento del numero dei tamponi e dunque delle analisi. Adesso andiamo subito a dare la parola al governatore Luca Zaia, che parla di piano di ripartenza, un piano di fatto pronto e che a breve sarà condiviso con le parti sociali e con il governo. Per Zaia il Veneto è già nella fase 2, nonostante l'allerta sanitaria ovviamente debba rimanere ancora molto alta. È già chiuso per quanto riguarda la nostra visione tecnica, dopodiché è giusto che ci sia un confronto, ma nel giro di qualche giorno poi questo piano diventerà per noi la base per dialogare e per la ripartenza. Ovviamente lo notificheremo al governo, visto che considerato che il governo sta lavorando a un suo piano. Il piano della ripartenza del Veneto è chiuso, si aspettano le osservazioni delle parti sociali e le mosse nazionali del governo, che sta lavorando a una seconda fase dal 3 maggio caratterizzata da orari differenziati di ingresso e di uscita da fabbriche e uffici. Per Zaia di fatto una seconda fase che a nord-est è già iniziata. È innegabile che siamo arrivati alla fase 2, ci siamo a pieno, nel senso che la ripartenza in parte sta già avvenendo, in virtù del fatto che ci sono delle aziende autorizzate con i codici Ateco e altre aziende che hanno, in virtù delle deroghe e dei silenzi assensi con la prefettura, comunque stanno operando. Nel frattempo arrivano anche le proposte di Confindustria Veneto, che chiede di superare la logica dei codici Ateco e di procedere a una riapertura graduale di tutti quei settori in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori. Insomma, il Veneto si candida al laboratorio d'Italia per la ripartenza, nonostante la guardia sul fronte sanitario sia ancora elevata, con Zaia a raccomandare l'uso massiccio dei dispositivi. Guardate, in questa fase quello che più mi fa arrabbiare è vedere qualcuno che se ne strafrega dell'uso della mascherina. E questo penso che non sia corretto. Mascherine, il cui commercio deve essere liberalizzato, richiesta che Zaia sta rivolgendo al governo da giorni. Stiamo facendo una battaglia, stiamo spingendo perché venga revocata l'ordinanza di protezione civile nazionale in maniera tale che tutti possano importare mascherine. Mascherine al mondo della sanità non mancano. Mondo della sanità che, nonostante l'emergenza, è riuscito a garantire le prestazioni più urgenti e anche quelle più complesse. I trapianti fatti gennaio-aprile 2013, in questo periodo dell'anno, i primi 4 mesi dell'anno,
L'anno scorso sono stati 145, quest'anno per l'organizzazione che abbiamo dato agli ospedali, per le scelte che abbiamo fatto, sono stati 162. Abbiamo addirittura in pieno periodo di Covid Center superato i trapianti dell'anno scorso. Resta il no alla riapertura delle scuole a maggio o giugno. Lo consideriamo rischioso perché comunque il virus alla volta di giugno, perché la chiusura canonica delle scuole ci sarà e sarà presente nella nostra comunità. Quindi è inevitabile che se vado a confinare dei ragazzi, immagino che se si vuole riaprire si pensa che sono maggio, primi di maggio, li confino in un ambiente nel quale se c'è il virus lo portano nelle famiglie. Per informazioni sulla nuova ordinanza regionale è stato attivato un nuovo canale come annunciato dall'assessore alla protezione civile Bottaccin. Si tratta dell'indirizzo mail chiarimenti.covid@regione.veneto.it. Facciamo adesso insieme il punto sui test effettuati, terminati quelli nelle case di riposo. Si continua con i centri per disabili. Dobbiamo tenere alta la sorveglianza e il rischio di nuovi contagi è alto. Il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi chiede ai cittadini massima responsabilità. Quando si riprenderanno le attività non si dovrà tornare ad assaltare i pronti soccorso, ma bisognerà venire solo nei casi urgenti. Nei prossimi giorni gli ospedali inizieranno a riprendere tutte le attività nel rispetto delle norme di sicurezza per evitare la diffusione del contagio, anche nei centri Covid come San Camillo e Vittorio Veneto. Ad oggi i casi positivi al coronavirus sono 1435, il 22% dei quali è ricoverato in ospedale, il 6% negli ospedali di comunità, il 71% in isolamento domiciliare. Nelle scorse ore sono stati completati test rapidi e i tamponi effettuati dalla task force guidata dal dottor Moretto. Situazione case di riposo. Abbiamo testato 57 strutture, 11.778 persone che sono state testate, per un totale di 6.200 ospiti, il 3% risulta positivo, e 5.577 operatori che risultano positivi pari al 2%. Continuano ad essere monitorate le 6 strutture che hanno già presentato le criticità maggiori. 15 strutture non hanno nessun ospite positivo, 36 strutture hanno positivi da 1 a 3 ospiti. Sul fronte del personale ospedaliero diminuisce il numero dei dipendenti dell'ULSS 2 assenti per malattia. Lo scorso 9 aprile erano 226, oggi invece sono scesi a 152, di cui 66 a Treviso. Numeri incoraggianti secondo Benazzi che possono far ben pensare a un primo piano per le ripartenze. Ed ancora sono stati assunti dall'ULSS 2 216 nuovi dipendenti, tra cui 28 medici, 79 operatori sociosanitari, 59 infermieri, 2 fisioterapisti e 3 ostetriche. Ed ancora è ripartito il cantiere della Cittadella della Salute, regole rigide e tutti i dispositivi di sicurezza per tutelare i lavoratori. La speranza è che vengano rispettati i termini, cioè per la fine del 2021. Non ultimo, continueranno i controlli per verificare che le aziende che riprendono l'attività rispettino le regole di sicurezza. Il Dipartimento di Prevenzione ha adottato una nuova strategia e farà dei controlli mirati alle imprese che effettivamente hanno ripreso l'attività, ma sempre nella logica di piena collaborazione. Adesso vi facciamo sentire lo sfogo di una giovane mamma che ha chiesto di rimanere nell'anonimato, ma ci parla di un tema che finora non abbiamo toccato, quello delle persone immunodepresse, perché non è chiaro chi debba fare loro il certificato per poter usufruire di quello che dice il Cura Italia. Sentite. E vorrei ricordare in questo momento così difficile che i soggetti immunodepressi, malati oncologici, in terapia salvavita, cioè i soggetti più fragili, sono stati dimenticati da tutti. L'appello di questa giovane mamma immunodepressa raccoglie i timori e l'amarezza di tutte quelle persone, circa 5.000 in Veneto, che in piena epidemia da coronavirus non riescono ad usufruire della possibilità di restare a casa dal lavoro con l'assenza giustificata e retribuita. Si tratta di malati ad altissimo rischio derivante da esiti di patologie oncologiche, da immunodepressione o che stanno effettuando terapie salvavita. Nel decreto Cura Italia, proprio per tutelarli, è previsto che possano usufruire della malattia equiparata al ricovero ospedaliero, eppure ambiguità con d'ombra dubbi interpretativi della norma in un rimpallo di responsabilità tra i diversi enti fanno sì che queste persone non riescano ad ottenere il certificato, costringendole ad affrontare il dramma della scelta tra salute e lavoro.
Il decreto Cura Italia all'articolo 26 prevede che vengano tutelati questi soggetti, visto che per la loro condizione fisica ed estrema fragilità sono ad altissimo rischio di dover essere sottoposti a terapia intensiva, se non ad essere a rischio della vita stessa in caso di contagio. Ecco, ad oggi questi soggetti continuano a recarsi nel posto di lavoro, travolti con il peso della paura, dello stress e soprattutto dello sconforto, perché nessuno è in grado di rilasciare un certificato. Quindi credo sia arrivato il momento di provvedere quanto prima ad una soluzione, prima che sia troppo tardi. Un emendamento all'articolo del Cura Italia in questione è stato approvato al Senato. Ora si spera che finalmente questi malati possano trovare una risposta. Stanno arrivando i primi accrediti del bonus di 600 euro per lavoratori privati e per le partite IVA. Solo 15 giorni fa, il 1° di aprile, sul portale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale erano state aperte le domande del bonus, ricorderete, con tutti i disagi connessi. Le domande per l'indennità Covid sono state complessivamente 320.489, di queste oltre 197.000 sono state messe in pagamento, 46.000 invece sono in fase di verifica dell'IBAN. Sul fronte della cassa integrazione ordinaria sono arrivate all'INPS 14.706 domande, di queste ne sono state processate 5.061 pari al 34,4% del totale. Il direttore regionale dell'INPS, Antonio Pone, fa sapere che l'aggiornamento dei dati sarà quotidiano. E queste sono sicuramente informazioni utili, insomma, da diffondere, soprattutto in questa fase. E tra le molte imprese che sono state costrette a chiudere monta la protesta di quelle edili che lamentano disparità di trattamento rispetto ad altre attività del settore della casa. Adesso con l'ulteriore apertura nei confronti dei falegnami, anche questi stanno lavorando. Gli unici che non possono lavorare sono proprio le imprese principali. Di solito l'impresa principale è l'edile e al quale si legano tutte le altre. Questi devono stare neanche fuori dai cantieri perché non possono muoversi, devono rimanere a casa. Edili sul piede di guerra dopo l'esclusione delle imprese dalle riaperture. Non si capisce il criterio adottato per il comparto casa, protestano gli imprenditori del settore. Possono infatti lavorare gli impiantisti idraulici ed elettrici, ora anche i falegnami, divieto invece per le imprese edili che lavorano nei cantieri privati. Il mio artigiano che mi dice perché le librerie sono aperte dove la gente va all'interno di un punto vendita, si trovano più persone e noi che possiamo lavorare da soli in un cantiere non possiamo lavorare, oppure gli escavatoristi che lavorano su un camion, su un escavatore, si vedono che quelli che lavorano nel silvicoltura, nel Dipartimento Foreste, che per fare manutenzione del verde, che lavorano sugli stessi mezzi, possono lavorare, è solo una questione di codice Ateco. Le imprese, continua Confartigianato, si dicono pronte a pazientare e ad adottare ogni misura per la sicurezza dei lavoratori. Siamo i primi a dirlo che devono esserci gli accorgimenti di sicurezza, però non capiscono, ripeto, nel comparto casa le disparità. Il governo, assicura il sottosegretario Baretta, sta lavorando per la ripartenza di questo settore strategico per l'economia. Per quanto riguarda l'edilizia, noi sappiamo il ruolo fondamentale che ha l'edilizia nella ripresa del volano economico e quindi stiamo studiando le formule migliori per le quali possa riprendere, ma anche lì abbiamo bisogno che gli imprenditori edili e le parti sociali offrano ai loro lavoratori un piano di sicurezza che è quello che ci consente di poter prendere le decisioni adeguate. Primo consiglio comunale a Treviso in videoconferenza. Andiamo a vedere com'è andata. Babbasso Giuseppe, presente. Benvenuti Vittorino, presente. Si parte con circa 15 minuti di ritardo per dare il tempo di assestarsi e collegarsi. Certo non è come prendere posto su una sedia. Il Consiglio Comunale di Treviso si è riunito oggi pomeriggio grazie alla tecnologia e come prima prova, a parte qualche intoppo, non è andata nemmeno così male. Apertura come da programma con l'appello del Presidente Giancarlo Iannicelli e poi con un minuto di silenzio e raccoglimento a distanza per ricordare tutte le vittime del coronavirus al Treviso. Tra le tante è stato ricordato anche il ristoratore Arturo Filippini. Facciamo un minuto di raccoglimento e ricordo di tutte le vittime. Grazie. E tra le vittime di quella che è un'emergenza anche economica ci sarebbero anche alcuni consiglieri che, come tanti cittadini trevigiani, sono fermi anche con le loro attività. Tutti possiamo anche privatamente partecipare, già se possiamo, perché questa crisi colpisce tutti
voglio dire, anche noi consiglieri, anche qualche consigliere. Il primo intervento spetta al sindaco Conte. Spero francamente che sia anche l'ultima volta, perché il desiderio di tornare a rivivere i momenti di confronto a Palazzo di Trecento, guardandosi negli occhi, stringendosi una mano, sorridendo o arrabbiandoci, mi mancano davvero tanto. Arrivano molte conferme dalle parole del sindaco, dall'abbassamento del numero dei contagi all'azzeramento delle rette degli asili nido comunali, con la promessa di un intervento anche per quelli privati. L'incremento dei posti di accoglienza nel dormitorio di via Pasubio, ma anche l'intervento su parcheggi e tassa di soggiorno sospesa fino al 30 settembre e la distribuzione dei buoni spesa. Siamo a buon punto con la distribuzione, sono arrivate 2.400 domande. L'opposizione ha chiesto di donare il gettone di presenza al fondo per i cittadini in difficoltà e di gestire il meccanismo dei buoni in spesa attraverso una task force dedicata per dare risposte ai cittadini in tempi più brevi. Io credo che davanti a un'emergenza così straordinaria dobbiamo, proprio per rispondere alle esigenze e a quelle importanti difficoltà di cui parlava il sindaco prima, dobbiamo attivare dei percorsi, delle modalità di lavoro straordinarie. Allora, avete sentito, anche il Consiglio Comunale ha ricordato Arturo Filippini. Noi siamo riusciti a raggiungere la figlia Martina, che ci dice: papà ci ha insegnato davvero il grande sacrificio. Un fulmine a ciel sereno a cui non si può augurare neanche al peggior nemico. Non si può capire il dolore e la sofferenza dove possono arrivare. Una rianimazione è diventata un po' il ponte nostro, veramente la nostra voce lo hanno coccolato fino alla fine e quindi lui se l'è giocata questa partita con una forza immensa, per dare forse la forza anche a noi, ecco. Martina, una morte crudele, purtroppo voi non siete potuti rimanere vicino a vostro padre, non potrete nemmeno seguire il funerale. No, confermo, purtroppo il Covid priva di qualsiasi cosa. Avremo modo di rielaborare questa cosa ancora veramente complicata. Vostro padre l'hanno definito il principe della ristorazione. Per cosa vorrete sia ricordato? Ci ha insegnato il fondamento del sacrificio e del lavoro e non ci siamo mai lamentati. Io credo che sia stata la lezione più bella in assoluto avallata dalla mamma che ci abbia lasciato. 4 fratelli che vanno d'accordo e si adorano grazie a un papà straordinario e una mamma oltre. Quando si è potuto, noi figli di ristoratori abbiamo sempre collaborato come ci hanno insegnato i nostri genitori, al senso della ristorazione vera, dove hanno fondato i loro valori e dove hanno fatto grandi cose che noi cerchiamo con un senso di responsabilità e umiltà di portare avanti. Questo è quello che vorrebbe il mio papà, il nostro papà. A stento, riesce a trattenere le lacrime. Celeste, per lui Arturo era un punto di riferimento oltre che un amico. Io non ci credo nemmeno ancora di questa cosa mi è capitato. Io non ho mai avuto un amico come lui. Mi manca a terra sotto i piedi pensare che mi manca lui. Basta. Non pensavo mai, perché non vedevo lui, vedevo forte, energico, pronto sempre. Mamma mia, quel sorriso, quelle battute, contava le sue storie quando che gli era, e conosceva una l'altra, allora davanti a sua moglie faceva tutti i tiri e quanto che si rideva. Continuano i messaggi di cordoglio per la morte di Arturo Filippini. Pensate che soltanto qualche mese fa era stato ospite proprio nei nostri studi in una puntata di Ore 13 dedicata al commercio. Allora vi facciamo sentire le parole di questo indimenticabile ristoratore. Che cosa sono i negozi, i ristoranti storici per un centro, per una città? Beh, è la vita della città, è la storia, perché pensate a Treviso, le vecchie osterie o i vecchi ristoranti, è la vita proprio di una città, è la gioia da trovare i nonni, i figli dei figli. È una gioia, come diceva Vasconetto, è la gioia di stare dietro il bancone. Arrivata a una certa età è giusto andare in pensione, è giusto lasciare ai giovani, perché la vita sta cambiando. Non lo so, meglio o in peggio non lo so, però i giovani
bisogna darle la fiducia di andare avanti, bisogna darle... Sono più bravi, alle volte sono più bravi dei vecchi, non è che i vecchi bisogna ucciderli, però i giovani, vedo i miei figli che si danno da fare, complimenti, mi auguro che non devo guardarmi, perché si devo a lavorare, però sono molto bravi tutti e tre, anzi tutti e quattro, perché uno ce l'ho in Giappone, che fa sempre il medesimo lavoro nostro, e i giovani sono veramente bravi. Io mi ricordo da ragazzino, mi ricordo da giovane, col mio socio Alfredo Beltrame, che quando venivano a domandare lavoro da noi i giovani, e dicevamo, ridi tu o gatto il muso duro? Perché se te ha il muso duro non lo assumevamo, perché il sorriso, dicevo prima, non costa nulla e accontenti gli ospiti. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme con le notizie da Treviso. Eccoci, buonasera, ben ritrovati. Andiamo avanti con le notizie che arrivano dalla Marca trevigiana. Nello specifico adesso ci occupiamo del caso degli ecocentri. Ieri hanno aperto tutti quelli gestiti da Stavno, oggi è la volta di quelli gestiti da Contarina. Si tratta di 49 comuni in tutto il territorio. Vediamo con quali modalità. Preparatevi ad attendere il vostro turno in coda come al supermercato. Anche qui muniti di guanti e mascherine, soltanto un membro per famiglia. Da domani riaprono, come da disposizione regionale, anche tutti gli ecocentri del bacino Priula, con orari e modalità come da calendario. Si riapre dunque, ma sempre nell'ottica di osservare le misure anticontagio. Si entra all'ecocentro distanziati, con un numero limitato alla volta, con 3 utenti alla volta al massimo, per evitare assembramenti, perché questi 3 utenti si uniscono anche agli operatori interni. Gli accessi saranno organizzati 3 alla volta. Lo scorso anno, nel mese di aprile, hanno conferito rifiuti negli ecocentri Contarina 25.000 persone. Per questo si raccomanda di usufruire del servizio soltanto se davvero necessario. Chi può vada all'ecocentro successivamente, magari perché non ha urgenza, perché può aspettare. Chi invece ha la necessità e l'urgenza di conferire, siamo organizzati però a scartamento ridotto e contingentato. Grazie ai comuni, negli ecocentri ci saranno anche i volontari di protezione civile per supportare il lavoro degli operatori. Il Consiglio di Bacino Priula, che affida il servizio a Contarina, regolamenta il conferimento dei rifiuti della Destra Piave. Sono 49 comuni della provincia di Treviso. Questa sarà una fase di ripresa, non sarà possibile chiedere agli impianti un potenziamento del servizio. Quindi attenzione, per chi ha approfittato di questo periodo per riorganizzare abitazioni o garage, è consigliabile munirsi di pazienza. Noi possiamo aprire anche 24 ore su 24, ma i contenitori vanno aperti in sicurezza quando non c'è la persona. Primo aspetto, quindi dobbiamo pulire, togliere quello che è stato conferito. Altro aspetto non meno importante è che non tutti gli impianti esterni che ricevono e riciclano i materiali sono a pieno regime, gli stoccaggi sono pieni, hanno avuto la limitazione su alcuni sbocchi e quindi è contingentato un po' tutta la filiera, e quindi fare già quello che è l'apertura normale in questo momento è già un grosso risultato. Inoltre, a parte qualche sporadico caso, il fenomeno degli abbandoni pare sia addirittura diminuito. Speriamo che nasca una nuova abitudine o quantomeno un'attenzione più elevata. Allora con le immagini andiamo a Montebelluna, sentite questo caso di abuso dei social network che ci ha raccontato proprio il sindaco Marzio Favaro. Questa mattina una ragazza correva in località Posmon nuda, ma si trattava in evidente stato di confusione mentale. È intervenuta la protezione civile, il nostro capo della protezione civile in particolare Antonio Netto, che l'ha soccorsa, ma quello che ha stupito il capo della protezione civile e che fa indignare me è che molti bravi cittadini, invece di prestare a loro volta soccorso, si sono divertiti a riprendere la scena con il cellulare. Ora si sono comportati come dei guardoni. Non c'è stato nessun rispetto umano e cristiano nei confronti di una persona in difficoltà e poi si sono preoccupati subito di pubblicare la notizia sui social. In particolare sottolineo il comportamento di uno che guidava l'automobile, che è riuscito a fare la ripresa col cellulare e quindi ha commesso 2 reati. Il primo, quello di mancare di rispetto a questa persona in netta difficoltà. La seconda, quella di guidare con lo smartphone, mettendo a rischio la sua sicurezza e quella degli altri.
spero che i carabinieri arrivino a identificare l'identità di questo automobilista, ma poi soprattutto si solleva una volta di più la questione dell'uso e l'abuso dei social. E quindi io mi domando se sia corretto questo, e poi pongo un'altra domanda agli autori di questi filmati. E se la persona ripresa fosse stata una nostra amica, una nostra parente, e se qualcuno approfittasse di un nostro momento di debolezza per ritrarci, per pubblicare poi la nostra immagine sulla rete senza mediazioni, io credo che quanto è accaduto sia gravissimo. Spero che la polizia postale possa individuare gli autori. Auguro alla giovane donna di poter ristabilirsi a più presto. So che ha avuto dei problemi personali importanti, perché sono stato informato di questo, e spero che li possa superare. Intervista raccolta dal nostro Christian Arboit oggi pomeriggio nel corso dell'edizione straordinaria. Adesso andiamo a Vidor, vi facciamo conoscere il 75enne che ha donato interamente la sua pensione al fondo della regione. Perché guardi, non è che abbia donato diversa cosa, ha preso 730 euro la mia pensione di un mese, insomma. Giuseppe Bellè, ex imbianchino 75enne residente a Bosco di Vidor, ha versato l'intero importo della sua pensione nel conto corrente della regione, dedicato alla raccolta di fondi contro il coronavirus. Le telefonate di amici e parenti sono incessanti, ma Giuseppe si chiede ancora perché il suo gesto abbia suscitato tanto clamore. Sì, pensi che stamattina un mio amico mi chiama, Beppi, ma cosa hai fatto? Fa che hanno detto per Antena 3, pensavo che eri ammalato, ma io non pensavo che venisse fuori te. Sì, io l'ho fatto così per... Il governatore Luca Zaia è rimasto profondamente colpito dal suo gesto. Ieri lo ha ringraziato più volte pubblicamente. Ho visto anch'io, dopo ne ho saltata una perché ero fatto tempo a vedere, e dopo ne ho viste altre 5-6 volte e l'ho fatto vedere, ma è una brava persona. Fare il versamento non è stato troppo semplice. Il signor Bellè si è recato in banca, ma gli avevano detto che bisognava procedere con un bonifico. Si è fatto aiutare ed ha confermato tutto, compresa la somma da spedire sul conto regionale. Cosa spera possano servire i soldi che lei ha donato? Magari anche per una giornata di un dottore, sì, di questa gente, insomma, che sono dentro a lavorare, che si danno da fare tutto il giorno e notte per aiutare. Il signor Bellè, originario di Moriago della Battaglia, vive grazie ai soldi risparmiati e alla sua pensione di 730 euro al mese. Una volta ero un tipo un po' più attento ai soldi, ci dice, ma poi mi sono chiesto a cosa serve vivere così. Donare è sempre un gesto meraviglioso. Sono contento, ma veramente li ho fatti proprio, forse sarà la prima volta che faccio col cuore. Siamo alla cronaca adesso, guardate queste immagini di un incidente decisamente singolare che è accaduto lungo la Feltrina tra Biadene di Montebelluna e Cornuda. A provocare lo schianto che poteva avere conseguenze ben peggiori per le persone è stato un cinghiale, lo vedete nella foto, un esemplare adulto di notevoli dimensioni che all'improvviso ha attraversato la strada. Nel tentativo di evitarlo l'auto ha sbandato e si è rovesciata. In queste settimane di quarantena più volte si sono visti animali selvatici invadere le strade e le colline e dalle colline scendere in città. C'è stato un altro incidente stradale nel primo pomeriggio, si è verificato a Candelù. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto si è ribaltata finendo nel fossato. Il conducente, un 79enne di Maserata, è stato ricoverato al Caffoncello. Ancora immagini, ancora cronaca, attimi di paura. Nel primo pomeriggio siamo a Treviso per un incendio divampato in un appartamento al primo piano, all'angolo tra via Bixio e via Zenson di Piave. Siamo proprio lungo il PUT. Il fumo ha invaso il vano scale della palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 squadre che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'edificio. 3 le persone rimaste leggermente intossicate dal fumo sono state portate all'ospedale. Le loro condizioni però non destano preoccupazione. Danni ingenti invece all'appartamento dal quale sono divampate le fiamme. Adesso le notizie che arrivano dal Bellunese. Eccoci qua con Belluno e si parla di riorganizzazione delle attività dell'ULSS Dolomiti nel post-Covid. Dobbiamo pensare a modalità innovative, ci dice il direttore generale Adriano Rasi Caldogno. Dovremmo pensare chiaramente a delle modalità anche innovative
di rendere questi servizi, proprio per garantire questa necessità di protezione di se stessi e anche del prossimo. È già il momento di pensare al nuovo rapporto che si verrà ad instaurare tra la generalità degli utenti e la modalità di erogazione di servizi e prestazioni garantite dagli ospedali bellunesi, perché pur ancora in emergenza Covid-19 l'attività degli ospedali, che procede a ritmo ridotto ad eccezione delle urgenze, gradualmente dovrà rientrare nella normalità con la riattivazione dei percorsi di accesso alle strutture. Sì, ma come? Questa necessità di garantire le distanze sociali, no? E questo comporterà anche un ripensamento indubbiamente delle modalità di erogazione del servizio e probabilmente porterà anche a una forte accelerazione, laddove possibile, dei servizi da rendere attraverso o telerefertazione oppure dei controlli anche a distanza. Nel frattempo si guarda alla gestione dell'emergenza. Ieri in provincia l'ULSS ha eseguito circa 12.700 tamponi e dei 723 positivi totali gli attualmente positivi sono 604. Cala il numero delle persone in isolamento fiduciario, che sono 1.059. Stazionari i ricoveri. A Belluno ci sono 9 pazienti in terapia intensiva, 40 in area non critica e 29 ricoverati negli ospedali di comunità di Belluno e di Agordo. La quasi totalità del personale medico è stata sottoposta a tampone, 2.249 su un totale di 2.500. Dall'8 aprile è partita anche la campagna con i test rapidi che non hanno valenza diagnostica ma che sono utili per lo screening. 4.349 quelli eseguiti fino ad ora e tutti riservati agli ospiti e al personale delle case di riposo della provincia. Ai test sono seguiti i tamponi per l'accertamento della positività e sono stati 723 per gli ospiti, risultati positivi in 126 casi, e 1.086 per il personale dipendente e ausiliario, per un totale di 79 positivi. Adesso vediamo altri numeri utili, numeri interessanti, che quelli che testimoniano l'attività del soccorso alpino speleologico nella montagna. L'anno 2019 è stato un anno impegnativo per il soccorso alpino, che traccia il bilancio della sua attività, contrassegnata da un lato dal leggero calo degli interventi rispetto ai rapporti del 2018, ma che al contrario ha visto il numero più alto di sempre di persone soccorse, 1.007, un numero mai raggiunto negli ultimi 10 anni. E il motivo è presto detto. Oltre il 30% delle cause di intervento è dovuto a una scarsa preparazione e gestione della gita. Quindi la non valutazione e la consapevolezza delle proprie capacità porta spesso, circa oltre un terzo degli interventi che facciamo, ad intervenire su persone che non hanno definito il tracciato, non hanno valutato il meteo, non hanno considerato le proprie capacità personali, psicofisica e dei nostri familiari che abbiamo con noi in quel momento durante la gita. È l'escursionismo l'ambito con la maggiore prevalenza di incidenti, seguito dalle ferrate, molto ambite soprattutto dai frequentatori stranieri. Prevenzione e diffusione di buone pratiche di approccio alla montagna, spiega Alex Barattin, rappresentano un'importantissima e fondamentale opportunità per far diminuire considerevolmente la propensione, anche inconsapevole, ad esporsi a dei rischi a volte fatali. Un'attività che vogliamo implementare nel 2020-2021 con dei progetti specifici finalizzati all'attività formativa e informativa delle scuole e dei bambini, perché crediamo che il futuro è dei ragazzi e quindi vanno fatte quelle azioni che permettano ai ragazzi di entrare con una mentalità, che è quella della mentalità della sicurezza. E a proposito di sicurezza, anche e soprattutto in periodo di emergenza Covid-19, il Soccorso Alpino ha realizzato un video nell'ambito del progetto Interreg che invita a non uscire, mostrando come pure una passeggiata non impegnativa possa nascondere insidie imponderabili. Ma specialmente in montagna il rischio di incidente è alto. Tu credi che coinvolga solo te, ma ora la tua incoscienza colpisce anche altri. Stai a casa. Le risorse servono altrove. Vi
Via libera della Camera al decreto legge sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il provvedimento che scade il 12 maggio passa ora all'esame del Senato. Il provvedimento manda due messaggi ben precisi, ha sottolineato il deputato Roger De Menec, relatore del decreto legge Olimpiadi. Il primo alla comunità internazionale che il nostro Paese intende fermamente mantenere l'impegno assunto ad organizzare i grandi eventi sportivi che si era candidato ad ospitare nei prossimi anni, e poi il secondo alla comunità nazionale invece che lo Stato sosterrà i territori e gli enti coinvolti negli eventi. Ed ora parliamo della nostra nuova rubrica Bimbi in TV. Sono già tantissimi video che sono arrivati, allora ecco i primi protagonisti. È lei la gioiosa Aurora ad aprire letteralmente le danze. Bimbi in TV entra nel vivo, il racconto del mondo dei piccoli in questo periodo decisamente particolare. Tantissimi i video che stanno arrivando in redazione, ci sarà spazio per tutti. Sei proprio impegnata, amore. Brava. Come Noelle, che a Venezia si reinventa fornaia. O come Noemi di Codevigo, provetta ballerina. Mentre Leonardo e Gianmarco a Ponzano inventano storie in giardino. Sono il tuo capitano, obbediscimi! Dopo te la ridò, ok? Spazio al fitness invece con Davide e Marco. O il calcio con l'allenamento di Tommaso a Resana. Mandateci i vostri video registrati in orizzontale al numero WhatsApp 351 175 5340 e date spazio ai vostri bimbi e alla loro fantasia, come quella di Sofia e la sua lezione particolare da Dolo. Oggi vi farò vedere come si cavalca una scoppa. Con i bimbi ci salutiamo, come sempre alle previsioni del tempo, e poi non mancate all'ultimo appuntamento con l'edizione straordinaria. Grazie, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone tornerà a prendere pieno possesso del nostro territorio. Giovedì 16 aprile avremo infatti una bella giornata di sole. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione meteorologica. Sul Veneto tempo stabile, ampiamente soleggiato, il cielo vedete si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque, salvo per qualche addensamento, ma senza conseguenze, senza piogge. Vediamo anche le temperature che saranno gradevoli in lieve aumento, minime tra 3 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 22. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui sole prevalente dappertutto e senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime invece tra i 17 e i 23. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà soleggiato dappertutto, solo con qualche nube in più, ma del tutto innocua. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime intorno ai 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.